Credo ad esempio, sempre a proposito del passante, che si potrebbe iniziare a considerarlo come una grande circonvallazione per Treviso, ma non è delle Treviso con i suoi 80.000 abitanti, ma la grande Treviso. Un territorio individuato grosso modo da un'area a forma di poligono che va fra Castelfranco, Montebelluna, a Conegliano, a Oderzo, a Mogliano, credo con una massa critica di quasi 600.000 abitanti, pari al 70% della popolazione provinciale, e 59.000 imprese attive per quasi circa il 70% del totale. La crescita di popolazione ed economia attorno a questi nodi intermedi eviterebbe un nuovo depauperamento di altre porzioni di territorio. Salvare il territorio non vuol dire fermare l'edilizia residenziale e delle aree produttive, ma localizzarle in determinate aree. Ma perché ciò avvenga è necessario che si assicuri una forte permeabilità e prossimità delle reti in modo che si possano catalizzare, ma non solo le funzioni commerciali e produttive, ma anche quelle culturali e dei servizi. Sarà questa Treviso che potrà diventare il naturale interlocutore e protagonista nella città diffusa e consapevole del Veneto? Quella città di circa 1,5 milioni di abitanti che fa da Treviso a Padova, a Marghera, a Venezia, a Treviso. Basta, credo, visionare le foto scattate da satellite per rendersi conto di questa realtà, forse la più densamente popolata dell'Europa. Ognuno di questi centri, credo, ha una propria specialità, il genius loci che dobbiamo affinare e a rendere più preciso proprio cogliendo le opportunità di sviluppo che le infrastrutture ci offrono. Treviso ha una vocazione nel manufatturiero sostenuta sempre più dal design e dalla creatività, e la stessa vocazione si riscontra a Vicenza. Padova è un centro della ricerca, dei servizi evoluti come la finanza, delle funzioni metropolitane, mentre Marghera e Venezia possono costituire il polo del tempo libero, della cultura, del turismo e della viabilità internazionale. Noi non dobbiamo e non abbiamo una Marghera da sfruttare per sviluppare il terziario avanzato e neppure un grande centro commerciale come quello che si sta costituendo nei pressi del casello di Padova Est. Possiamo però sfruttare le vicinanze di questi centri intermedi che costituiscono la grande Treviso. Tutti sono situati a una distanza di 25-30 km l'uno dall'altro. Siamo vicini ai tradizionali grandi assi di comunicazioni, quello di Milano, di Trieste, quello del Brennero, prossimo credo al raddoppio, mentre sono ancora tutte da sperimentare le offerte che dovrebbero venire nel corridoio 5. Con la Pedemontana Veneta si può pensare di sfruttare un'altra occasione di sviluppo, individuando un territorio che parte da Cittadella e Bassano, arriva a Montebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, fino al nord di Treviso. Cosa significano per le nostre imprese queste infrastrutture, visto che i mercati dell'Est per molti decenni ancora possono rappresentare un polmone per crescere, per instaurare, per consolidare nuove relazioni, tanto da arrivare fino all'estremo oriente? Abbiamo quindi costituito una storia di sviluppo economico e sociale contrassegnata dal policentrismo fino dal tempo della Repubblica di Venezia, che aveva stabilito un inedito rapporto tra la capitale e il territorio diverso, ad esempio da quello che caratterizza la città di Torino o quella di Parigi col proprio Interland. La nobiltà veneziana ha costruito ville di campagna,
adatte alla residenza ma anche al lavoro agricolo e artigianale. Non ha eretto castelli fortificati o disegnato arrotondiscenti autosufficienti. Il moderno policentrismo che possiamo e dobbiamo progettare è costituito da molteplici nodi che sono competitivi all'esterno ma strettamente collegati e collaborativi all'interno. È un progetto di sviluppo che ha la caratteristica di essere organizzato senza rinnegare la propria identità, la propria memoria e le proprie radici. Le imprese trevigiane di successo indicano le strade: operare in rete trasportando il locale nel globale. È la moderna comunità nel competere che tiene unite la consolidata comunità del fare, quella che ha costruito la storia della nostra terra e quella del vivere sociale in cui i soggetti ritrovano una qualità di vita identitaria e condivisa. Ma nuovi contenitori, nuovi servizi e nuove identità dei poli intermedi da soli non sono sufficienti a garantire uno sviluppo all'altezza delle attese delle imprese e dei cittadini. Occorre ripensare ad una nuova governance che sostenga queste scelte e contribuisca alle nuove opportunità dotandosi di una mirata strategia metropolitana. Questa è la partita da cui dipende il futuro di un territorio che, come il Veneto, è stabilmente in testa alle classifiche del PIL, al numero di imprese e al tasso di export. Un territorio quindi che lavora, che innova, crea con intelligenza, che soffre per il mancato federalismo e per l'insufficiente sicurezza, ma spesso ha l'unico obiettivo di chiudere l'anno con un bilancio migliore di quello precedente. Una stabilità quindi di performance confortante per tutta l'Italia. Grazie per l'attenzione.